C'è chi racconta di aver intravisto Jeff Bezos già in laguna nelle scorse ore per una toccata e fuga rapida di un paio d'ore, giusto in tempo di un veloce sopralluogo prima di ripartire con il suo jet privato. Di certo l'attesa per le prossime nozze a Venezia di Jeff Bezos e Lauren Sanchez è già spasmodica. C'è incertezza anche sulle date, un giallo, un piccolo mistero. Le fonti più accreditate parlano di una prima festa di benvenuto ai 200 ospiti alla Pagoda del Lido il 26 giugno, poi il momento del fatidico sì delle promesse di matrimonio il 27 sull'isola di San Giorgio Maggiore, infine il 28 la festa con il ricevimento di matrimonio alla Scuola Grande della Misericordia. Abbiamo chiesto al mitico Alessandro Sandrone Dalprà, importante e stimato organizzatore di eventi in città, pur non essendo coinvolto in questa organizzazione, cosa ne pensa delle polemiche che sono scaturite in questi giorni? Comprendo che nel 2025 il nostro mestiere ancora non è considerato nella dovuta maniera, nel senso che quando si parla di indotto si parla di hotel, ristoranti, taxi, cosa che sarebbe già tanta cosa, ma in realtà non è la Biennale con decine di migliaia di ospiti e Bezos con 200, non si comprende che certe operazioni richiedono professionalità e competenze di altissimo livello. Con tutto rispetto per i nostri amici di No Bezos, massimo rispetto ribadisco, ma trovo tutto sommato questa contestazione magari ridicola, una parola un po' pesante, ma temo che sia assolutamente ininfluente, per cui inutile. Le nozze dell'anno sono organizzate dall'Agenzia Internazionale Lanza e Bucina, garanzia internazionale che ha come braccio operativo a Venezia l'Agenzia Veneta Rent, la quale ha curato anche le nozze in laguna di George Clooney e Amal. Bisogna ricordare che siamo in una nazione, in una città che gode di democrazia e libertà, anche se a volte viene messa in dubbio, per cui ognuno è libero di fare quello che meglio crede, di godere dei propri diritti come quello di sposarsi. Negare una cosa del genere, senza ombra di dubbio alcuno, non avrebbe senso e soprattutto porterebbe delle conseguenze molto negative nei confronti della nostra città.